Vita Nuova, il tuo broker assicurativo di fiducia. Con centinaia di consulenti e di uffici in tutta Italia, siamo qui per te. Mettiamo al centro la tua sicurezza, focalizzandoci sulla previdenza e la protezione dei privati e delle aziende. Siamo i custodi del tuo futuro familiare e patrimoniale, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio. Per garantirti un'assistenza costante, abbiamo rivoluzionato la nostra piattaforma digitale e il sito web. Puoi acquistare la tua polizza comodamente da casa e ricevere l'assistenza di un consulente dedicato. Questo non solo ti semplifica la vita, ma riduce anche l'impatto ambientale. La nostra missione? Offrirti soluzioni su misura, con un servizio di altissima qualità sempre a portata di mano. Vita Nuova, il futuro della tua sicurezza è qui, con te. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Benvenuti amici sportivi da Jacopo Segalotto in diretta dal campo comunale di Via Sogare per il 14° turno del campionato di Serie D tra Chievo Verona e Ciliverghe Calcio. Siamo pronti, mancano poco più di 5 minuti al calcio d'inizio, allora andiamo prima a sentire le parole di mister Allegretti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Buongiorno mister Riccardo Allegretti, vigilia della 14ª giornata di campionato. Domani in casa, nell'anticipo di questa giornata, arriva Ciliverghe Calcio. Abbiamo detto nella scorsa conferenza stampa, la tua squadra è alla ricerca della continuità e dopo l'ottimo pareggio, forse un po' stretto contro il Vigasio, continuerete a farlo anche domani. Sì, la volontà è quella, giochiamo in casa, una gara non facile come tutte, però dobbiamo assolutamente scendere in campo con la volontà di vincere e dare continuità a questi risultati. E questo filotto di partite serve anche per, oltre a dare fiducia al gruppo e al lavoro che stai facendo insieme ai ragazzi, anche per cercare di rosicchiare, no, punti alle squadre che sono lì, come il Ciliverghe, un punto sopra al Chievo, ma ancora in questa fase basta poco per poi risollevarsi. Sì, chiaro, sfruttando lo scontro diretto si ha la possibilità di superare chiaramente la squadra che si incontra, di fare dei balzi in avanti anche in base agli scontri che ci sono delle altre squadre, quindi la volontà di tirarci fuori tanto da una zona che secondo me non meritiamo, e questo processo passa attraverso il grande impegno, la volontà, la determinazione, tutte le cose che servono per fare risultato.
E che partite aspetti? Domani Ciliverga arriva sì a una sconfitta 3-0 contro la Varesina, ma solo un mese fa, a ottobre, aveva inflitto una sconfitta alla Pro Palazzolo, sempre per 3-0, quindi una squadra sicuramente da non sottovalutare. No, da sottovalutare no, molto dipende da quello che facciamo noi. Cioè, il nostro cammino, perlomeno da quando sono arrivato, ha dimostrato che se non affrontiamo le partite nella maniera giusta, possiamo soffrire con chiunque. Viceversa, possiamo fare delle ottime prestazioni come sono state fatte contro la Prosesto, contro il Desenzano e altre partite dove vuol dire abbiamo fatto bene, non ultima quella di domenica. Quindi io sono molto concentrato nel cercare di guardare la nostra prestazione, sapendo che abbiamo di fronte una squadra che è vero che arriva da dei risultati non positivi, ma è una squadra che gioca a calcio, prova sempre a giocare, ha delle qualità importanti e quindi dovremmo prestare la giusta attenzione. Venendo ai tuoi, anche in queste ultime uscite, stai trovando più certezze nell'11 iniziale, in determinati elementi che vanno un po' poi a consolidare il gruppo, inserendo poi naturalmente a partita in corso giocatori che ti possono dare quel cambio durante la gara? Sì, sicuramente sì. È chiaro che la ricerca è quella di un'identità di squadra, a prescindere dagli interpreti. Ogni volta ho l'imbarazzo della scelta e puntualmente ogni partita sbaglio nei confronti di quelli che stanno fuori. Perciò l'importante è che ci sia uno spirito positivo. Chiaramente chi si trova a giocare meno non è contento, ma questo fa parte del gioco e io sono in questo caso responsabile in quanto devo fare le scelte. L'importante secondo me è che ci sia un'armonia giusta e che quando poi capita l'occasione di giocare da parte di quelli che sono stati fuori diano il massimo esattamente come quelli che giocano. Grazie mister. Sliding doors, porte girevoli per il Chievo che arriva dall'ottimo pareggio nel derby contro il Vigasio e dalla vittoria casalinga con il Club Milano. Gli uomini di mister Allegretti vogliono proseguire, dare continuità a questo filotto positivo per andare in controtendenza all'avvio di campionato e risollevarsi così in classifica dove merita di stare questo Chievo. Benvenuti a Chievo Verona Ciliverga Calcio, valevole per la 14ª giornata di Serie D. Benvenuti da Jacopo Segalotto. E mentre le squadre si danno il 5 di rito andiamo a leggere le due formazioni partendo dagli ospiti del Ciliverga Calcio che si schierano con in porta il numero 1 Rimbo, 2 Carminati, 3 Valota, 4 Boldini, 5 Ondei, 6 Gerevini, 7 Mor, 8 San Pietro, 9 Avitabile, 10 Mata, 11 Triglia, in panchina con il 12 Bolzon, 13 Melniciuk, 14 Filippini, 15 Giurato, 16 Scidone, 17 Semprini, 18 Orlando, 19 Bresciani, 20 Pelmatti, il mister Quartuccio Paolo. Invece un Chievo che va a schierarsi con il porte numero 1 Tosi, 9 Brighenti, 13 Dallara, 18 Prandini, 20 Fiorin, 21 Danieli, 26 Medina, 28 De Cerchio, 29 Seno, 90 Marchesini, 98 Turano. In panchina con il 22 Pavoni, 2 Signorini, 5 Ucce, 7 Nannelli, 11 Colferai, 17 Zuddas, 19 Bisogno, 33 Bonafede, 36 Saramin. Il mister Riccardo Allegretti. I primi a battere sono i giocatori del Ciliverga, siamo prontissimi e si parte. È iniziata Chievo Verona Ciliverga Calcio, valevole per la 14ª giornata di Serie D. Il fischio del direttore di gara El Amil di Nichelino. Adesso Turano, lui che finisce a terra, sarà il primo calcio di punizione in favore dei padroni di casa, quest'oggi in maglia bianca. Dallara, porta palla, lui che forma la coppia difensiva dei centrali insieme a Seno, poi Medina che quest'oggi ritrova il campo, primo minuto, attenzione a Oram Marchesini dietro per Prandini, stoppato in rimessa da Carminati. Adesso andiamo a vedere bene nel dettaglio come si schiera mister Allegretti. Ancora Marchesini, uno sguardo al centro, traversone sul secondo palo dove non c'è nessuno, però ci arriva per primo Valota che fa buona guardia. Chievo con sugli esterni da una parte Turano, dall'altra Medina, chiamato in primis a difendere, poi a ripartire
anche in fase offensiva. In mezzo al campo Danieli e Fiorin, con Prandini da una parte, dall'altra De Cerchio che ora viene a prendere il pallone. Attenzione, De Cerchio va via, entra in area, un'altra finta, ancora De Cerchio, pallone dentro, respinto dalla difesa, sarà ancora rimessa. Ottimo lo spunto di De Cerchio, sappiamo quanto bene può fare palla al piede, uno dei protagonisti della vittoria casalinga a Sonda contro il Club Emiliano con il gol del raddoppio. Ora De Cerchio, palla per Turano, riceve però un avversario, allora allontana la difesa del Ciliverghe. Il fallo sarà caso di punizione per gli ospiti e concludiamo con l'attacco del Chievo Verona, la coppia Marchesini-Brighenti, Brighenti capitano che deve riscattarsi dal rigore sbagliato contro il Vigasio nel derby settimana scorsa. Brighenti che però comunque sa essere decisivo, speriamo che lo sia quest'oggi, timbrando il cartellino. Allora Avitabile, alto il pressing degli uomini di mister Allegretti, pallone infatti andato in avanti, fa buona guardia qui Dallara dal lato della sua esperienza, si appoggia dietro a Tosi. Ciliverghe invece che si schiera sempre con difesa a 4, poi molto offensivi, quasi un 4-1 3-2, dopo andremo a vedere nel dettaglio. Qui De Cerchio prova a saltare il pallone avversario, ci riesce anche con l'aiuto di Marchesini, voleva sgasare, viene però rimontato, in qualche modo la difesa poi libera, vede giù il pallone Mata, poi San Pietro sulla sinistra, lancio in profondità, c'è ancora Dallara bene appostato a liberare, pallone che sfila in rimessa, pallone tra le mani di Valota con Ciliverghe che viene qui in casa del Chievo con un punto di vantaggio proprio su i bianco-blu, quindi un Chievo che proverà a scavalcare in classifica i bresciani. Medina, la versione dentro, nella difesa di testa, poi mette giù Avitabile, grande recupero di Prandini, traversone dentro, arretrato, ancora Avitabile, questa volta prova a sgasare e ripartire, ma Marchesini prova a tamponarlo, ci arriva poi anche Danieli, e applausi per il numero 21, poi Prandini, mezzo per De Cerchio, prova a girarsi, ancora Danieli, ritrova posto nel centro del gioco del Chievo, la conclusione ribattuta di Prandini. Mata, la alza, può arrivare però il compagno, allora sarà rimessa. Tosi che abbandona momentaneamente la propria area di rigore. Dallara viene incontro Danieli, è lui il play, il regista della squadra, pallone per Medina, subito al centro, viene incontro Brighenti, subito di prima anche lui, pallone che sfila, dove c'è Ondei, finisce a terra, c'è il fallo, una spinta da parte di Marchesini, ai danni del numero 5 Ondei che gioca già col turbante, ancora prima che si inizia la partita, si vede qualche problema per lui, si porta dietro dalle sfide precedenti. Ora pallone sulla sinistra, va a tenere il pallone Mor, rimessa però in favore del Chievo. Ora qui Turano va a rivendicare il pallone, dietro Dallara, Seno ha un po' di spazio, subito per Medina qui sulla sinistra, braccato dal giocatore, allora è costretto a indietreggiare, poi Medina perde il pallone, Boldini poi si ricomincia dietro da Ondei, verticale, mentre però una posizione di fuorigioco, qui l'attaccante del Ciliverghe, infatti arriva la segnalazione del segnaline, sarà punizione per il Chievo che dicevamo dopo il pareggio di Vigasio, un po' stretto per appunto l'errore da dischetto di Brighenti, e possiamo dire che non un ottimo momento dagli 11 metri per il Chievo dopo anche
l'errore di Marchesini contro il Club Milano, che comunque sta provando a mettere continuità nella sua risalita in classifica. Medina va subito da Marchesini, che inciampa stoppando il pallone, allora Ondei può uscire. Si riparte da dietro. Ora sulla sinistra davanti alla panchina di mister Quartuccio. Dallara si stacca dalla marcatura. In verticale Brighenti, ottimo di prima per De Cerchio, che prova a sgasare De Cerchio, 1 contro 1, entrare il tiro, rimpallato, però ancora De Cerchio. Il tunnel, qui va a terra De Cerchio. Non arriva però il fischio da parte del direttore di gara, poi Turano a mettere sul fondo. Era piaciuto qui lo spunto da parte di De Cerchio in pressing, poi era andato anche via. Nulla da fare. Ora pallone per Rimbu. Abbiamo un Ciliverga Calcio che arriva sì dalla netta sconfitta contro la Varesina, però il campionato è stato in grado anche di infliggere sempre un altro 3-0 al Pro Palazzolo, che sappiamo essere comunque una squadra ostica, che ha in Orlandi il miglior marcatore con 4 reti, il calcio 2005, che quest'oggi parte dalla panchina. Dietro di lui Moore, che invece è in campo con il numero 7. Allora questo cross in verticale, Tosi può fare su il pallone, chiamare la calma ai suoi, pronti a ripartire con Medina. Subito in verticale, qui però non sono capiti giocatori in maglia bianca. Allora può ripartire Ciliverghe sulla sinistra, subito in profondità, anche qui non si intendono i giocatori, quindi palla restituita a Tosi. Seno ha spazio qui per ragionare, per avviare il gioco. Dallara, Medina, subito ancora in verticale per lo scatto di Marchesini, chiuso. Allora Carminati, rimpallato da Brighenti, poi finisce a terra. Punizione per gli ospiti. - 4-2-3-1 quello del Ciliverga, vedete, con San Pietro e Boldini a fare da play, poi Mata dietro la punta, da una parte 2 esterni, Avitabile e Mor, davanti 11 Trigli. Attenzione qui il traversone, poi Fiorin prova a metterla giù, la palla però sfila lentamente sul fondo, sarà rimessa allora sempre per Rimbu. Quest'oggi solo questa partita, in questo anticipo della 14ª giornata, poi domani a seguire tutte le altre, quindi dovremo poi aspettare anche domenica, però sarebbe già importante di quest'oggi dare un segnale forte, perché comunque la classifica è ancora corta, permette ancora recuperi, naturalmente bisogna fare punti. Qui Medina riesce ad evitare il calcio d'angolo, mettere in out, contro con le mani Carminati. Ancora Ciliverga, poi Medina di nuovo in out. Carminati contro un compagno, ancora lui, numero 2, traversone dentro, Seno di mancino libera, rimane in attacco la maglia squadra, maglia blu e gialla. Ora Boldini
impallato dai Cirio, che finisce anche a terra. Un colpo anche alla nuca per lui, si rialza, allora si riparte da dietro, pallone sulla sinistra, subito in verticale, in profondità, dove c'è per primo Dallara, che non ci pensa due volte a spazzare direttamente sui pannelli pubblicitari. In rimessa, poi da una mano in difesa Fiorin, ancora rimessa però per gli ospiti. Deve uscire qui il Chievo. Siamo al 12° di questo primo tempo, ancora 0-0 fra Chievo e Ciliverghe. Tosi abbandona la propria posizione per fare sul pallone, chiamare la calma ai suoi, far ripartire poi Medina, sempre questo è lo schema. Seno, quindi contro Danieli, si abbassa, va dalla parte opposta per Turano, verticale per Brighenti che era venuto incontro. Dallara, ancora lui in anticipo, poi De Cerchi non arriva sul pallone, la palla però arriva dove non c'è nessuno, anzi dove c'è per primo Medina, che può far ripartire i suoi. Porta palla in mezzo per De Cerchio, spalla alla porta, leggermente anche spintonato, tiene il pallone Medina. Seno, Dallara sulla destra per Turano, Marchesini la sponda per Brighenti, di prima dentro, lontana la difesa. Ora San Pietro ancora dietro, pallone che sfila. Seno apre per Medina, ancora il centrale numero 29, poi Danieli. De Cerchio, Brighenti, ancora De Cerchio, si chiude il triangolo, Prandini, sta arrivando Medina, però Prandini sterza, poi pensa alla conclusione, sopra abbondantemente alla traversa, però prima conclusione per il Chievo, che annotiamo sul nostro taccuino quando siamo al 14° di questo primo tempo. 0-0 fra Chievo e Ciliverghe. Va a uscire qui le Ciliverghe, palla per Avitabile, pallone dentro, poi di prima qui per Triglia, che è in posizione di fuorigioco, si alza la bandierina. Allora Tosi si incarica lui della battuta, Brighenti, Turano, cambiano i due, ancora il capitano del Chievo, Fiorin, Danieli, ancora Fiorin, studia il triangolo, poi Prandini, bravo a intercettare il pallone, viene anche campinato da dietro, allora calcio di punizione per il Chievo. Si alzano le torri, quindi si sganciano dalla linea difensiva sia Dallara che Seno. Battuta subito, veloce, Turano, lo sguardo al centro, lontana la difesa, non è poi De Cerchio, c'è Prandini, subito anche lui di prima, Rimbu sul pallone, sono lungo, Seno respinge di testa, ben appostato, ancora però il pallone per gli ospiti, Boldini porta palla in mezzo, c'è un po' di spazio qui, libera di 3 avversari
Mata, poi arriva Medina, finisce anche a terra, la rimessa dal fondo Cartosi. Sono sia Dallara che Seno pronti ad accogliere il pallone, e quest'ultimo allora fa avviare l'azione. Medina trova un compagno libero, allora va da nessuna parte perché il pallone esce dal campo, allora sarà rimessa per il Ciliverga con qualche difficoltà per Medina. Per avviare l'azione va sulla sinistra, allora Carminati con le mani, un rimpallo, poi Danieli, Brighenti, subito la sponda bellissima per Turano, che ha un po' di spazio, porta palla a Turano, poi la sterzata, Danieli cambia il gioco per Prandini, di testa non riesce però a tenere il pallone in gioco, la sta rimessa per gli ospiti. Ha provato qui la ripartenza veloce il Chievo, ancora rimessa, chiude Prandini, guadagna qualche metro qui Carminati. Prandini qui per un attimo, ora è intervenuto sul pallone, qui esce molto bene Mata, poi Triglia finisce a terra, una serie di rimpalli anche da terra Triglia, poi Fiorin, e arriva il fischio, vediamo in favore di chi? In favore del Chievo, anzi no, in favore del Ciliverga, ha cambiato. Un po' di confusione lì in mezzo. Sarà calcio di punizione per gli ospiti. Ondei, poi Fiorin qui prova spalla contro spalla a tenere pallone, rotola in rimessa ancora in favore del Ciliverga. Diciamo quasi al 20° di questo primo tempo, 0-0. Attenzione, Amor, traversone dentro e la girata di Triglia da 1 metro dalla linea di porta, per fortuna non trova lo specchio della porta, alta di poco la sua conclusione, comunque pericoloso per prima volta al 20° il Ciliverga. Traversone, Brighenti a sponda di testa, Marchesini preso controtempo, ancora Marchesini, la palla che si impenna, Prandini di prima, tira però per primo Boldini, poi il rilancio, gioca più palla a terra, poi Seno, ancora palla alzata ma direttamente sulla cancellata, allora Carminati con la rimessa. Carminati dietro Ciliverga che prova a fare gioco, Ciliverga che arriva da 3 sconfitte però consecutive, e questo è il biglietto da visita appunto degli avversari di oggi. Bresciani appunto dicevamo sarà uscita la netta sconfitta per 3-0 contro la Varesina, un rovescio interno abbastanza pesante, più netto di quanto dica poi il punteggio finale, già comunque importante. In precedenza la formazione lombarda poi era stata sconfitta per 1-0 dal San Giuliano City, e sempre poi tra le mura amiche ha perso il derby contro il Breno, ma appunto non sottovalutiamo il Ciliverga, perché i bresciani sono stati capaci appunto dicevamo della vittoria per 3-0 contro la Popolazzolo, e in trasferta sono dimostrati sempre una squadra abbastanza pericolosa, capace anche di esploit come il poker rifilato alla castellanzese. Poi è rimasto a terra il giocatore proprio della Ciliverga, che nasce questa società nel 79, 2013-2014 poi approda per la prima volta nella sua storia in Serie D, sfiorando addirittura poi il salto tra i professionisti incini nella stagione 2016-2017.
guidati da Emanuele Filippini, il mister con cui Ciliverga arrivò al secondo posto nel campionato, alle spalle del Monza che adesso è ben più in alto, e quel Ciliverga, appunto, arrivando poi al secondo, vinse anche addirittura i playoff superando 2-1 la Virtus Ciserano Bergamo. Quindi un Ciliverga che avrebbe avuto il diritto, ecco, alla salita in Serie C, ma la società rinunciò al ripescaggio, quindi si infranse un po' il sogno dei bresciani, che poi la loro storia appunto si dipana tra Serie D ed eccellenza, campionato appunto vinto la scorsa stagione. Si è rialzato nel frattempo Mata, un colpo alla nuca per lui, sempre da prestare particolare attenzione in questi casi. Contro l'ora Danieli a far ripartire il gioco. Brandini, Dallara, non è respinto, dopo è rientrato Mata, che riceve ora il pallone proprio nel posto giusto al momento giusto. Tosi quasi sulla linea dell'area di rigore, fa sul pallone e va subito da Seno. Dallara, Turano, dicevamo uno dei fedelissimi di mister Allegretti. Quando è arrivato sia Turano che Allegretti non ha mai perso il posto in campo. Il terzino classe 2004 è Scaldiero, che bene sta figurando nello scacchiere difensivo del Chievo. Qui del cerchio di testa spazza Boldini, poi ancora il pallone Marchesini, finisce a terra, esce qui dalla difesa molto bene Carminati, porta palla, dribbla anche il direttore di gara Mor, una sterzata e poi di nuovo dietro. Squadre che si studiano, non vogliono sbottonarsi. Naturalmente la posta in palio è alta perché nella parte un po' più fangosa della classifica è vietato sbagliare. Allora il pallone pesa il doppio, porta palla ancora Carminati, Mata, ottimo l'intervento senza fallo di Marchesini. Allora Danieli subito in verticale per il capitano Brighenti, per l'arrivante Turano, la sventagliata, cambiare lato ancora per Marchesini, lo stop elegante, arriva però il fischio a sanzionare un tocco di mano dopo lo stop. Secondo il direttore di gara poi Marchesini ha controllato il pallone aiutandosi involontariamente con il braccio, indulgente. Allora qui arriva il fischio, riparte Ciliverghe. Siamo al 25esimo, ancora 0-0 qui sul sintetico di Via Sogare, questo sabato di calcio. Mata dietro per Boldini, subito sulla destra qui per Avitabile, traversone dentro, Dallara si avvita di testa, poi Medina in rimessa, fuori per il Chievo due pedine importanti come Tubanelli e Trillò, uno per infortunio, uno per squalifica. Poi qui Danieli finisce a terra, un duro colpo al ventre, infatti l'arbitro ravvisa subito il calcio di punizione in favore del Chievo. Quando sì, abbiamo toccato il 25esimo, ancora 0-0. Un Chievo chiamato settimana prossima alla trasferta contro la Casatese Merate, un avversario nuovo per il Chievo ma comunque ostico, con 21 punti in classifica e la settima posizione a ridosso proprio della zona playoff. Una Casatese che questo inizio di campionato arriva comunque da ottimi risultati, in attesa della partita di domani, dalla vittoria in casa contro il San Giuliano City, poi le vittorie contro Magenta, Vigasio. Pensiamo però ad oggi, ottimo con l'intervento di Fiorin a recuperare il pallone, poi
colpisce il giocatore avversario, si porta a casa la rimessa. Turano è pronto con le mani. Ancora rimessa, ancora Turano. Brighenti prende in pieno Turano nel tentativo di cambiare lato. Si rimane lì davanti a mister Allegretti, poi Brighenti dice basta, buttiamo via questo pallone. E fa bene, perché ancora rimessa, la terza consecutiva per Turano, che piano piano ha oltrepassato la metà campo. Qui però regala il pallone agli avversari, che ricominciano dietro da Carminati, uno dei giocatori che ha toccato più palloni questo primo tempo. Oltrepassa che lui la metà campo, pallone per Boldini, dentro, seno di testa, disimpegno un po' storto, il pallone che finisce in calcio d'angolo. Ora salgono le torri del Ciliver, che in particolare occupano l'area di rigore avversaria Ondei e Gerevini. Rimane ultimo uomo Boldini. Veramente uno schema qui per gli ospiti, due uomini vicino alla bandierina, pronto a ricevere il pallone Mata. Eccolo lui, proprio lui direttamente dentro. Poi Marchesini di testa, la palla rimane lì, Brighenti prova a allontanarla. La conclusione, pallone quasi parata laser per Tosi. Pallone che ha toccato qualcuno del Chievo, perché una deviazione è ancora a calcio d'angolo. Altro schema. Finisce a terra un giocatore, si continua. Allora, rimessa ora per Turano. Siamo praticamente alla mezz'ora di questo primo tempo, 0-0 tra Chievo e Ciliverghe. Turano, domanda lunga, dove c'è Gerevini che però regala agli avversari. Allora Fiorin, Danieli, ancora Danieli, rimpallo, perde il pallone, allora Carminati. Ondei. Quindi incontro Boldini, è lui che fa il gioco dei bresciani. Carminati. Boldini. Tallonato qui da Marchesini con il fallo, secondo il direttore. Riparte subito a Ciliverghe. Ora sulla sinistra Fiorin prova a tenere lo scatto dell'avversario, pallone lungo che oltrepassa il secondo palo. Qui De Cerchio, bravo, in anticipo, si era addormentato qui il giocatore della Ciliverghe. Allora Sgasa, numero 28, tallonato da dietro, qua con il fallo scatta automatica la munizione per San Pietro. Ottimo lo spunto del solito De Cerchio. A regalare metri alla propria squadra, far ammonire un avversario. Servono, sono preziose queste sgasate per spezzare il gioco, per ribaltare il fronte e creare presupposti per azioni offensive. E questo che gli chiede mister Allegretti a De Cerchio, e non solo. Ora Danieli subito per Medina. Prandini deve gestire questo pallone senza perderlo. Medina, ancora Prandini, duettano i due. Medina, traversone dentro, allontana Ondei. Marchesini di testa, poi Carminati allontana. Danieli,
arrivato però un fischio per un fallo precedente, forse ancora di Marchesini su Boldini, con le mani al volto, probabilmente un braccio largo fortuito. Ora piccola interruzione, sarà calcio di punizione per gli avversari. In questi casi vi leggerei poi gli altri parziali degli altri capi, ma come vi dicevo, quest'oggi è l'unico anticipo di questo 14° turno. Tutte le altre giocano domani alle 14:30. È un girone B che vede sempre comandare l'Ospitaletto, quota 28, e chiudere invece l'Arco Natese, quota 6. Attenzione, pallone dentro. Andiamo Carminati, riesce a tenerlo in campo, poi finisce a terra. De Cerchio, la recupera lui. De Cerchio entra in area, pallone sul primo palo, facile la parata per Rimbu, che avvia subito l'azione dei suoi. Attenzione a questo retropassaggio pericoloso dell'anagguato Marchesini. Infatti Rimbu, per non rischiare, va direttamente in out. Dicevamo una classifica ancora corta, perché in 4 punti dal Chievo 17° a 14, alla Castellanatese 9ª, appunto a quota 18. Un bel gruppone di squadre dove basta una vittoria. Attenzione a questo traversone dentro, pallone che passa il palo, poi ancora Marchesini, la conclusione, spacca la porta, spacca la rete, spacca tutto. Marchesini spacca il risultato, perché Chievo passa in vantaggio 1-0. Ne approfitta quindi del mezzo pasticcio di Ondei, che aveva rischiato l'autogol con questa deviazione, poi il palo, e poi sulla respinta, sulla ribattuta, il primo ad arrivare caparbio è stato Marchesini, che non già ha pensato 2 volte a scaricare in porta la rabbia e tutto quanto per portare avanti i suoi. Quando siamo al 34°, il Chievo passa 1-0. Importante questo vantaggio per aprire le danze, per aprire anche poi le squadre, entrare un po' nel vivo del gioco. Soprattutto a portare avanti il Chievo. Ora il Chievo in avanti, Fiorin, ottimo a conquistarsi un altro calcio di punizione. Ora Danieli è pronto alla battuta, adesso bisogna spingere il doppio, approfittare di questo ottimo momento per non lasciare spazio alla risposta del Ciliverga, battuto a freddo. Danieli, pallone dentro, pallone che passa, attenzione Brighenti, ribattuta, la sua conclusione era bellissima. Mani nei capelli sia per Marchesini che per Brighenti, anche Cecilia Corti. Una conclusione praticamente a botta sicura, è stata rimpallata da un difensore. Poi rimane lì Chievo in attacco con De Cerchio, prova la finta De Cerchio, pallone dentro con la Brighenti, allontana la difesa. Marchesini di testa, l'alza Marchesini, poi c'è stato però un tocco involontario di braccio di Fiorin questa volta. Allora calcio di punizione per gli ospiti. Dicevamo di una classifica corta, il Chievo questa classifica la vuole accorciare. Medina, poi Marchesini, Prandini, batti e ribatti, ancora Prandini, strattonato, poi Medina, si combatte, Fiorin, poi Danieli, ottimo ancora Danieli, leggermente arretrato il passaggio di ritorno di Brighenti. Allora
riparte la Ciliverghe. Traversone dentro, Dallara può stopparla, dare da Danieli. Brighenti in difesa, dare una mano ai suoi. Danieli, sono allungato dalle squadre, in mezzo per Marchesini che ha tanto spazio, può portare palla, vai Marche, si accentra poi la conclusione, centrale, facile per Rimbu, sta anche un po' stanco qui Marchesini, comunque va bene così. Allora Ondei, Carminati, Marchesini sale in cielo a sfilare il pallone che finisce ora in rimessa, tutto con le mani Medina. Marchesini, De Cerchio, sponda di Brighenti, poi ancora il numero 90, ha tirato il cartellino poco fa. Danieli, una sventagliata di là per Turano. De Cerchio, stavo aspettando qui il fischio, infatti poco il gesto del numero 2 all'arbitro, forse per segnalare 2 falli simili ai suoi danni. Ora Medina, Seno, Dallara, ci avviciniamo al 40esimo di questo primo tempo. Chievo avanti 1-0 per la rete al 34esimo di Marchesini. Qui sbaglia lo stop Gerevini, regala l'out e metri importanti al Chievo e arriva piano piano Turano a raccogliere la sfera. Di Cerchio, spalleggiato, tiene il pallone in campo, vediamo la rimessa dal fondo, stava cercando un tocco da parte del difensore per portarsi a casa qui il calcio d'angolo. Allora Ondei gioca dal basso qui a Ciliverghe, prova a uscire, passaggio dopo passaggio. Dallara subisce il fallo, anzi no, è lui a mettere il fallo. Non è calcio di punizione per gli ospiti. Ondei, la sponda poi Turano, la finisce a terra. Brighenti si porta a casa una preziosa punizione, un colpo alla spalla. C'è il sole quest'oggi a Verona, ma fa comunque freddo. Dallara in verticale a cercare De Cerchio che ha un po' di spazio qua, in qualche modo gli ritorna il pallone, poi Seno, Brandini, ora Seno, Dallara ricomincia da dietro il Chievo, ancora più indietro da Tosi, poi Seno, ancora Danieli, ragiona la squadra di Allegretti, lo fa molto bene, qui sbaglia a far girare la sfera qui Marchesini, allora ne approfitta Boldini in verticale, prova a sgasare Mata, protezione in profondità, entra in aria qui il numero 7 Mor. Danieli chiude, attenzione qui per un attimo
Rinterviene sul pallone, poi subito in avanti dove c'è Ondei che mette in rimessa. Si era inserito bene lì numero 7 Mor, poi però il difesa del Chievo subito aveva ripreso posizione a chiudere tutto. Prandini ha spazio da solo per portare palla, a condurre, e torna sulla destra da Brighenti, o meglio voleva farlo Turano. Ora Brighenti ha cercato di restituirgli il pallone, non ci riesce. Attenzione, qui passa, ora sventagliata sulla destra per Avitabile, 1 contro 1 con Prandini. Aspetta Boldini che arriva, ancora Avitabile, il cross è dentro. Tosi si scontra anche qua con Turano, brutto colpo tra i due, sono scontrati. Tosi nell'uscita, anche coraggioso a sbattere contro Turano, in mezzo un giocatore del Ciliverghe. Questa punizione per il Chievo. Adesso c'è gran lavoro lì per la maestra fisioterapista Calcinoni, 2 giocatori a terra. Vediamo se può entrare anche il medico sociale. A terra, Tosura piano piano si rialza, anche Turano. Dovrebbe essere tutto a posto per i 2 giocatori del Chievo. Controllo fortuito. Allora Tosi è pronto a rimettere il pallone in gioco. Quando siamo piano piano quasi al 45esimo, a maggior ragione dopo questa interruzione ci sarà un po' di recupero, però sta per chiudere la prima frazione di gioco con al momento diciamo la bassa voce Chievo in vantaggio. Marchesini, stop e via, traversone dentro dove c'è solo Carminati. Allora Fiorin recupera lui, la conclusione abbondantemente alta. Comunque un po' di applausi per lui dagli spalti. E allora Ondei, sempre lui ad avviare l'azione, questa volta va da Boldini, tutto in verticale, portiere, difensore, centrocampista, e poi via subito in avanti Turano, ben appostato, però arriva Triglia, poi Dallara riceve anche un colpo, bravissimo qui il vice capitano Andrea Dallara a frapporsi tra avversario e palla e conquistarsi questo importante calcio di punizione. Attendiamo una segnalazione del recupero che scade praticamente ora al 45esimo. Tosi, saranno 2 minutini da recuperare. Medina alza in cielo il pallone, Boldini è lui primo a metterla giù, poi Prandini, Carminati, Ondei, Gerevini, 2 minuti di recupero. il seno, esperienza, fa scivolare via il pallone direttamente fra i piedi di Tosi. Prandini, Seno, finisce della Prandini senza fallo, poi Prandini ritorna, Caparbio
e lancia De Cerchio, poi Carminati. Qui Brandini si dimentica del pallone. In 3 arriva Fiorin, porta palla, larga per Turano, cambia lato, il tacco però sbaglia tutto qui, giocatore del Ciliverga, ne approfitta allora Brighenti, subito in mezzo per De Cerchio, poi spazio alla fine, si sul destro, la conclusione ribattuta, poi Seno per primo, attento Turano, indietro, gestisce molto bene questo finale del Chievo, mancano 20 secondi. Dallara, poi Medina, chiude con il pallone fra i piedi il Chievo, De Cerchio, e arriva infatti con il pallone tra i piedi di De Cerchio il fischio del direttore di gara a sancire lo stop di questi primi 45 minuti di gioco. Il Chievo è avanti 1-0 sul Ciliverga Calcio grazie alla rete al 34esimo di Marchesini, il più lesto, il più veloce ad approfittare di un quasi autogol di Ondei e poi scaraventare in rete il pallone. Quindi tra 15 minuti ci ritroviamo qui, ora un tè caldo e a tra poco per il secondo tempo di Chievo Verona Ciliverga. Vita Nuova, il tuo broker assicurativo di fiducia. Con centinaia di consulenti e di uffici in tutta Italia, siamo qui per te. Mettiamo al centro la tua sicurezza, focalizzandoci sulla previdenza e la protezione dei privati e delle aziende. Siamo i custodi del tuo futuro familiare e patrimoniale, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio. Per garantirti un'assistenza costante, abbiamo rivoluzionato la nostra piattaforma digitale e il sito web. Puoi acquistare la tua polizza comodamente da casa e ricevere l'assistenza di un consulente dedicato. Questo non solo ti semplifica la vita, ma riduce anche l'impatto ambientale. La nostra missione? Offrirti soluzioni su misura, con un servizio di altissima qualità sempre a portata di mano. Vita Nuova, il futuro della tua sicurezza è qui, con te. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Ed eccoci qui amici sportivi clivensi, di nuovo in diretta dal campo comunale di Via Sogare, prontissimi per commentare insieme a voi il secondo tempo fra Chievo e Ciliverghe. Ciliverghe che ha già effettuato un cambio in questo intervallo, è entrato il numero 18 Orlandi, adesso capiremo al posto di chi. Siamo partiti quindi per il secondo tempo tra Chievo e Ciliverghe. Chievo, ricordiamolo perché è importante, avanti 1-0. Medina direttamente sulla schiena di Avitabile, allora rimessa. Vedremo chi è uscito per gli ospiti. Fiorin, poi Danieli, tamponato da dietro. Turano, Dallara,
testa Amor, poi Turano, ancora Brighenti, Fiorin, Brighenti, questa è la conclusione, anzi è un mezzo cross. Il Ciliverga ha sostituito nell'intervallo il numero 3 Valota con il numero 18 Orlandi. Allora, attenzione a questa ripartenza che è tutto seno. Uscito il 3 Valota, dicono dalla regia, lasciare il campo appunto a Orlandi. Allora seno. Qui Marchesini con il fallo. Marchesini, autore della rete, che sta decidendo fin qui il match. Fiorin chiude, messa per gli ospiti. Si sta scaldando tutta la panchina di mister Allegretti, tranne Pavoni. Poi in panchina ricordiamo Signorini, Uggè come Saramin per la difesa, poi Nannelli, Zuda, Scolferai, Bisogno, Bonafede. Cambiare qualcosa a centrocampo in su. Attenzione alla ripartenza di Mata, grande chiusura, poi Prandini, De Cerchio, vince lui, un po' troppo forte qua il passaggio, allora recupera Ondei. In verticale, scatto qui Medina, però viene superato, attenzione, entra in area il giocatore della Ciliverga, poi recupera su di lui Medina. La conclusione, Tosi la tiene lì, era importante non respingere quel pallone per evitare poi la ribattuta. Ottima risposta a terra da parte del numero 1 del Chievo. Ora rinvio. Comincia da dietro a Ciliverghe. Marchesini anticipato, poi Prandini. Carminati rincorre il pallone all'indietro e poi rebutta in avanti, dove c'è però Seno che va direttamente da Pavoni in panchina. Rimessa per gli ospiti. Chievo che è stato abile. Attenzione qui Brighenti, recupera lui, mezzo a due difensori, entra in area numero 9, ancora Brighenti, uno sguardo al centro, Marchesini, la doppia del solito Marco Marchesini, approfitta di un altro pasticcio difensivo il Chievo, questa volta Brighenti abilissimo ad andare via, poi sguardo al centro sul secondo palo dove Rivu vede il pallone praticamente oltrepassarlo e arriva in agguato Marchesini per la doppia, per il raddoppio del Chievo, avanti ora 2-0 sulla Ciliverghe. Quindi riprende da dove aveva lasciato sia il Chievo sia Marchesini. Non fondamentale di più per tenersi una sorta di paracadute, un po' di distanza, perché la partita è ancora lunga, sono passati solo 4 minuti dall'inizio del secondo tempo, ma il Chievo dà l'impressione quest'oggi di portarsela a casa a tutti i costi. Da terra nel frattempo Prandini, allora calcio di punizione prezioso per il Chievo e sentiamo, si attivano in sottofondo i tamburi del Northside. Attenzione qui, recupera palla Avitabile, ancora al limite Boldini, la conclusione, grande Turano a deviare, a frapporsi, era pericolosa,
questa conclusione. Subito in attacco il Ciliverghe che vuole quantomeno accorciare le distanze. Allora corner alla sinistra, la versione dentro, Tosi di pugno, poi Danieli fitto a terra, Marchesini un colpo alla nuca. Allora mette il pallone fuori Marchesini. Si è fatto male Marchesini. Perghenti che dalla distanza va a dire qualcosa anche al segnaline, perché non ha ravvisato questo colpo fortuito. Ha voluto mettere il pallone fuori Danieli, e qui non fa entrare però il massaggiatore, il direttore di gara. Marchesini è ancora dolorante a terra, non so cosa si stia aspettando. C'è poi anche un colpo al volto. No, piano piano Marchesini, un po' stordito, si rialza. Ora sarà calcio di punizione, comunque pallone per il Chievo. Può riprendere così. Lancio lungo, Marchesini subito di testa, esce Rimbu. Mette subito in gioco per Gerevini. Ora Rimbu, Brighenti in agguato, sbaglia tutto infatti, però in qualche modo riesce a venire fuori Ciliverghe. Ferrandini bravo a disturbare qui l'uscita del pallone. Ora rimessa tutta subito, fare alla porta a Triglia, poi Boldini e Medina a liberare Marchesini, che prova a tenere il pallone in campo, ci riesce, la palla era uscita dopo, e qui il segnalino aveva segnalato con la bandierina la rimessa per il Chievo, poi però l'arbitro ha fatto cambiare la decisione. Marchesini ottimo, allora qui De Sirico si becca il fallo, si prende anche punizione per l'avversario, che era l'unico già ammonito di tutti i 22 in campo, e quindi rimane in 10 a Ciliverghe. Di Sirico, se non sbaglio, è stato proprio lui nel primo tempo a far ammonire il numero 8 San Pietro, ed è proprio lui che adesso lo fa anche mandare sotto la doccia in anticipo. Quindi Ciliverghe sotto di 2 gol, sotto anche il numero degli uomini, di grave ingenuità. E quindi espulso San Pietro. C'è anche il cambio subito di mister Quartuccio, quindi esce con l'11 Triglia ed entra con il 20 Pelamatti. Ed è pronto anche un altro cambio, sarebbe il terzo, infatti eccolo qui, esce con il 10 Imata. Prende il suo posto il numero 16 Scidone. Un po' di rivoluzione quindi per mister Quartuccio. Allora si fa veramente in salita per la squadra bresciana e rimontare 2 gol è sotto di un uomo, ma naturalmente non ci stiamo lamentando, anzi. Allora Dallara, Danieli, attenzione al pressing, Seno,
doppio cambio nel Ciliverghe. Con il numero 21. Con il numero 11 Triglia, con il numero 10 Dallara varca la linea di metà campo. con il numero 20 Belamatti. Seno, ora con tutta la calma olimpica di questo mondo, il Chievo. De Cerchio, porta palla, la sterzata, ancora De Cerchio, Brighenti, spalla alla porta, l'apre per Turano, palla dentro, sembra buona, con la Turano, finisce a terra ma tiene la posizione e si porta a casa anche una preziosa rimessa. Con le mani Turano, è pronto. Quindi contro Brighenti, vale per lui. Dalla difesa Danieli, si mette il testone, flattonato anche in mezzo a tre. Brighenti è il più lesto ad arrivare sul pallone, ancora Danieli, pallone dentro, scivola, secondo palo De Cerchio. Ora prova a ripartire qui, attenzione, numero 9, Avitabile, ma si porta da solo il pallone in rimessa. Siamo al 57esimo, Chievo avanti 2-0. Gol nel primo tempo di Marchesini, gol nel secondo tempo di Marchesini. Seno, Dallara, capiamo già insomma chi intervistare nel post partita. Marchesini protagonista a tutto tondo di questo 14esimo turno di campionato. Seno, Danieli, siamo sempre lì per poi trovare il varco giusto. De Cerchio resiste, Brandini, ancora Danieli, Dallara, tutto schierato dietro, Ciliverghe, De Cerchio, un po' di spazio, mezzo per Fiorini, carica il destro e para qui Rimbu, mette in angolo. Una bella conclusione dalla distanza ma potente da parte del numero 20 Fiorin. Sarà calcio d'angolo per il Chievo. Pronto dalla bandierina sempre lui, battitore prescelto Michele Allegretti. Danieli pronto, non lo vedete in camera, ma un altro cambio per Ciliverghe nella prossima interruzione. Pallone dentro, allontana Ondei, poi De Cerchio, bravissimo lungo la linea a danzare, a portare il pallone, viene rimontato, Boldini allontana testa la lunga Orlandi, dove però c'è Dallara che poi si rifugia dietro da Tosi. Fiorin solissimo, può girarsi e avanzare. Danieli, Medina, Dallara, Danieli, porta palla, Seno, ora Dallara, si alza il minutaggio del possesso pallo del Chievo. Seno, Medina, li sbaglia, allora Ondei, il pallone fra i piedi. Brighenti viene incontro, Marchesini, sponda per Brandini, entra in area, porta sulle destre, conclusione murata da Ondei. Ora palla però Danieli, poi De Cerchio, sterza dietro per Medina, una finta, ancora Medina, Danieli, traversone dentro sul secondo palo, ha provato la casa sua Danieli, poi in difficoltà qua Rimbu,
un boato da parte dei tifosi sugli spalti. Sfiora il gol della distanza. Qui Danieli, che ci ha abituato a queste prodezze. Allora eccolo qui, il quarto cambio del Ciliverghe. Il Ciliverghe sostituisce il numero 5 Ondei con il numero 17 Semprini. Quindi esce con il 5 Ondei ed entra con il 17 Semprini. Quando siamo all'ora di gioco, chi va avanti 2-0. Ottimo qui, pressing cattivo a regolare e Prandini. Allora Dallara da solo, solissimo, può ragionare. Seno. Danieli viene incontro. Dallara. Naturalmente non c'è la fretta, perché Chievo va benissimo così. Totale controllo, meglio non si poteva mettere, poi appunto anche con l'espulsione di San Pietro. Seno. Medina. Prandini qui perde il possesso. Attenzione l'imbucata. Allora prova a spalleggiare Orlandi, naturalmente non bisogna abbassare la soglia dell'attenzione. Poi Turano senza fallo, traversone dentro, Fiorina prolunga di testa, poi Brighenti, bravissimo qua Brighenti a far salire i suoi. De Cerchio, la sterzata e finisce a terra, ma che bel giocatore che è De Cerchio, quanti falli si è preso, dipende anche tanti. Applausi dai suoi tifosi. Un De Cerchio che dopo Marchesini, perché giustamente ha fatto 2 gol e si merita l'MVP della partita, però lo metterei sicuramente al secondo posto per l'ottimo lavoro anche sporco che sta facendo, quanti palloni recuperati per i suoi, la sua tecnica, dicevamo. De Cerchio quando si accende è fondamentale per questa squadra. Turano direttamente contro Mor. Allora, la rimessa è sempre in favore dei padroni di casa. La rimessa con le mani Turano. Brighenti, la sponda per De Cerchio, tiene il pallone in mezzo a 2, ancora De Cerchio e ancora si prende un'altra punizione. Qui poteva starci forse anche un cartellino, la fotocopia di 2 minuti fa. De Cerchio che recupera, tiene, resiste e va a terra. A volte sembra così semplice il calcio. Danieli si gira, un brutto pallone un po' a metà via, allora ne approfitta Mor, però bravissimo poi Danieli a rimediare al proprio errore. Qui poi aveva cercato Marchesini in profondità, allora è entrato Scidone, chi prova a girarci, forse c'è un fallo, c'è una trattenuta da parte di Seno. Allora il calcio di punizione della Ciliverghe quando siamo al 65esimo. Chi va avanti 2-0, davanti anche di un uomo in campo. Attenzione, qui se ne va via l'ottimo Avitabile, poi chiude tutto Fiorin ben appostato. Avitabile comunque da qui in palla dei suoi, e qui abile a scattare. Ora calcio d'angolo, vedremo anche le mosse di mister Allegretti questo secondo tempo dalla panchina.
traversone dentro, basso, libera. Prandini ha postato bene sul primo palo. Allora Semprini. Il fallo commesso da Marchesini. Ora punizione. Si va in attacco per Acilivere, che tenta in qualche modo di farsi vedere, di rendersi pericolosa lì in attacco. Allora si formano le coppie davanti a Tosi, mette il solo Fiorina in barriera. Tempo dato giù il sole, c'è stato il freddo qui a Verona. Allora la battuta dentro, è lontana dall'ara. Scidone, tutti ora a lasciare l'area di rigore, però attenzione, ancora in attacco Acilivere con ancora Scidone. Mor, traversone dentro, qui lo accompagna verso il fondo dall'ara. Pallone che è uscito, ottimo lavoro da parte di Dallara, che ce lo metto sul podio tra i migliori in campo quest'oggi, la sua esperienza di dietro a governare la retroguardia del Chievo. Qui l'arbitro che va a chiedere di velocizzare la giocata a Tosi. È pronto un cambio per il Chievo, tra poco vedremo a chi toccherà. Stanno confabulando mister Allegretti e i suoi collaboratori. Pallone lungo, i Brighenti non arrivano sul pallone, dove ci arriva adesso Turano, Danieli, Seno, Dallara, Danieli, ancora Danieli, bravissimo qua in scivolata. Ottima partita anche del nostro Nicola Danieli, che oggi ha ritrovato il campo dal primo minuto. Dagli fiducia a mister Allegretti, sappiamo quanto può essere importante per questa squadra Danieli. Attenzione però nel frattempo, traversone dentro, poi Prandini ben appostato a chiudere tutto. Sarà Nannelli a entrare, vedremo al posto di chi. Anche Nannelli, giocatore importante adesso che è stato recuperato dall'infortunio. Fiorin gestisce con l'esterno del piede destro, poi va da Marchesini, anticipato, non è che rimane in campo, anzi no. Eccolo qua, è pronto Nannelli a fare il suo ingresso in campo quando siamo quasi al 70° di gioco, quindi entra Nannelli, gli lascia il posto proprio Danieli. Allora il Chievo Verona sostituisce il numero 21 Nicola si accederà maggiormente Prandini in mezzo al campo insieme a Fiorin. Nannelli invece esterno puro, si andrà a sistemare qua sulla destra. De Cerchio recupera un ottimo, l'ennesimo pallone, ancora De Cerchio in mezzo a tutti i giocatori praticamente della Ciliverghe, poi arriva anche Brighenti e si portano a casa anche la rimessa. Ottimo lavoro dei due. Medina, Seno che praticamente si attacca, si appiglia da terra, si ancora all'avversario, si becca naturalmente la munizione. Molto vistoso questo intervento, ma comunque quasi obbligatorio per non far scappare via
l'avversario. La calcio di punizione quando siamo al 70° per Ciliverghe, sempre sotto di 2 gol. La doppietta di Marchesini. Allora qui Brighenti prova a disturbare, fa però con un fallo, azione di Boldini. La calcio di punizione ancora per Ciliverghe. Boldini in profondità per Pelamatti, poi traversone dentro sul secondo palo, dove c'è proprio Boldini che ha avviato e chiuso l'azione a bucare la porta di Tosi, quindi dimezza le distanze la Ciliverghe. 2-1 Per il Ciliverghe ha segnato con il numero 4 Boldini. Boldini che aveva subito il fallo da parte di Danieli, poi si è rialzato, è andato sul secondo palo e ha segnato. E girava più adesso un po' più piccante la sfida, perché mancano ancora circa 90 minuti e sì, 20 minuti al 90° e Chievo è sì avanti 2-1 con un uomo in più, però attenzione qui a Nannelli, la sterzata, poi scivola, però poi come avete visto basta poco, basta un lampo per rimettere in discussione tutto quanto. Qui adesso Brighenti un altro fallo, la prossima l'arbitro ha detto che lo ammonisce. Bisogna stare attenti, bisogna buttare via tutto quello che di bene e di buono è stato fatto fino adesso. Rimbu ne ancora Ciliverghe, poi De Cerchio, Marchesini, un po' di spazio, può portare palla subito per Brighenti, di prima ancora dentro per De Cerchio, preso il gol, fatto il gol. Facile il calcio a volte a rimettere ancora 2 gol di distanza tra il Chievo e i propri avversari per stare nuovamente ancora un po' più tranquilli. Tranquillo qui non è stato invece De Cerchio, che lo dicevamo tra i migliori in campo, e qui lo ha anche dimostrato segnando il gol del 3-1. E per il Chievo Verona ha segnato con il numero 28 Alessio De Cerchio. Risponde subitissimo il Chievo dopo il gol di Boldini. De Cerchio a sistemare le cose e a farci ritirare nuovamente un po' il fiato. La partita non è ancora finita, però come avete visto poi in 2 minuti può cambiare tutto. Ancora De Cerchio ne ha, allarga per Nannelli, allora esce Rimbu, ottima la chiusura di Fiorin. Sta per entrare il quinto e ultimo cambio per la Ciliverghe. Dovrebbe poi rispondergli anche il mister Aletti con veramente col Ferrai. Allora eccolo qui il cambio. Il Ciliverghe sostituisce il numero 7 Mor con il numero 19 Bresciani. Quindi esce con il 7 Mor ed entra con il 19 Bresciani. Qui un fischio, il fallo. La prossima interruzione invece dovrebbe, eccolo qui adesso, entrare col Ferrai. Il Chievo Verona sostituisce il numero 9 Andrea E gli applausi per il capitano Brighenti, e lui a lasciare il con posto il numero 11 Edoardo a Colferai. Sì, da questa parte Brighenti, standing ovation per il capitano.
quindi entra il classe 2002 Edoardo Colferai, mettere un po' di guizzo e velocità lì davanti insieme a Marchesini. Lui Colferai che prova a insidiare Rimbu, che va subito al rilancio di prima. Fiorin di testa, Brandini va da Colferai che tocca il suo primo pallone, allarga per Nannelli. Nannelli va sul fondo, si scontra quasi contro il muro di fondo. Poi allora Rimbu è pronto a rimettere le pallone in gioco. Bresciani, Orlandi, Bresciani, la guardia qui Fiorin. Attenzione, via Orlandi, poi scivola Fiorin. De Cerchio intercetta il traversone, poi arriva ancora Fiorin. Turano, grande intervento roccioso, poi la conclusione dalla distanza facile però per Tosi. Tosi subito il rilancio per Marchesini. Fiorin, Nannelli, ottimo lo stop, lo mette giù, si gira, ancora il numero 20 Fiorin. Brandini, De Cerchio sulla linea laterale sinistra, fa correre Medina, ancora Medina, entra in area Medina e parte da Ciliverghe. Bresciani fa chiudere tutto, Brandini che è cresciuto, deve passare dei minuti. Nannelli entra in area, ancora Nannelli va sul fondo, lo scavetto e si porta a casa l'ottimo calcio d'angolo. Con l'uscita di Danieli, ora va De Cerchio, battere il corner. Siamo quasi all'80° in questo match fra Chievo e Ciliverghe. Chievo avanti 3-1, doppio di Marchesini, gol di De Cerchio. Pallone dentro, Seno la prova a girare, non la prende benissimo, non riguarda la porta, però comunque pericoloso. Ora subito via il gioco, poi Scidone. Pallone lunghissimo, Seno attento, se ne va via sulla sinistra Bresciani, poi di nuovo da Boldini, autore dell'unico gol per ora della Ciliverghe. Attenzione, poi la conclusione qui da ottima posizione da parte di Orlandi, che per fortuna non trova lo specchio della porta. È pronto ad entrare adesso Ugge. Vediamo al posto di chi, ci aspettiamo al posto di un difensore. Pronto Ugge. Ora Tosi va al rinvio. Marchesini per un attimo è riuscito a stopparla. Ora riparte la Ciliverghe, arriva su di lui, grandissimo De Cerchio, che fa quello che vuole con il pallone, va via e si porta, anzi no, l'arbitro fa ampi gesti, qua ci poteva stare il fallo. Colferai combatte da una parte all'altra, poi Fiorin a mettere ordine. Turano, la sterzata dietro da Capitan Dallara con l'uscita dal campo di Brighenti.
è pronto, appostato, lo vedete là. Ugge, vedremo al posto di chi. Il rilancio dove c'è Nannelli, preciso. Marchesini, non si chiude il triangolo, ora sì, può entrare Massimiliano Ugge, classe 91, e lasciargli il posto con il 29 Mattia Seno, difensore centrale per difensore centrale, con il numero 5 Massimiliano Ugge. mancano meno di 8 minuti al 90esimo, più recupero. Si va a mettere al fianco di Dallara, si invertono la posizione ora. Centro-sinistra Dallara, centro-destra Ugge. Colferai di petto, poi Nannelli per tenere il pallone ancora vivo, si porta a casa la rimessa. Brandini solo, mettere giù il pallone, girarsi, subito l'imbucata per Marchesini, pallone è dentro, arretrato, De Cerchio, respinge, mura Semprini, quasi a botta sicura, poi bravo Brandini qui a far ripartire gli avversari, partitone anche di Brandini. Boldini, qui l'apertura non bellissima, infatti pallone in rimessa, Turano con le mani va da Ugge. Tosi, Nelli sovrastato, ma si porta a casa la rimessa. Brandini, qui cerca il cambio lato, si porta a casa comunque la rimessa, ma dalla parte opposta. Brandini la mette giù, ora lui, la sterzata, libera di un avversario, poi va da De Cerchio. Medina subito di primo, traversone dentro, Boldini ben appostato, riparte, esiste anche un contrasto, pallone per Avitabile, pallone che passa, attenzione Orlandi, Piramatti, 1 contro 1 con Dallara, pallone dietro per Avitabile. Intervento in scivolata a chiudere di De Cerchio, che ha ancora benzina nelle gambe. Per benzina un diesel. Attenzione, il pallone giostrato quasi in linea di fondo, poi Fiorin a mettere ordine, poi Medina, Brandini, via. Più lontano possibile, Allegretti che fa segno ai suoi di alzarsi, uscire. Ora Marchesini che arriva lui, recupera il pallone. Attenzione, Marchesini si accentra, resiste all'intervento di un avversario. Poi ancora Marchesini, quindi il pallone, poi cambia, ma da Turano, traversone dentro, la girata, ci sta qui a parte di Colferai, non trova però il pallone, e qui poi sfila e va da Dallara, e allora Ugge. Tosi al rilancio, Turano,
Ugge, è pronto Signorini a entrare, probabilmente prenderà il posto di Dallara o di un attaccante per coprirsi in questi ultimi 5 minuti scarsi. Scidone va sulla destra, ora Scidone all'indietro, Dallara lontana di testa, poi col Ferrai subisce il fallo, qui il fischio del direttore. Allora eccolo qui il cambio, quindi entra Signorini. Il Chievo Verona sostituisce il numero 26 ed esce al suo posto Medina. Con il numero 2 la partita per Brandon Medina, Signorini. più difensiva che offensiva, attento lì sulla fascia. Allora Ugge pronto alla battuta, Dallara, Ugge, poi Tosi, nel parte di Nanelli, sovrastato, poi Fiorin, e allora Marchesini mette giù per Fiorin, ancora Nanelli, Turano, la conclusione, respinta, poi De Cerchio sulla sinistra, una finta, manda al bar l'avversario, il pallone dentro, deviato. Dallara, che intervento qui, ha aspettato che l'avversario mettesse giù il pallone e poi subito in pressing che l'ha sradicato dai piedi. Allora Turano, la finta, fa tiene il pallone dietro per Ugge, dietro ancora per Tosi, aspettiamo solo il recupero, manca un minutino, dovrebbe essere 4, aspettiamo che vengano segnalati, che va avanti 3-1. Ancora Vitabile, poi Signorini, pulito, allora De Cerchio che si appoggia un avversario e poi riparte, sbaglia passaggio, ci gira Pelamatti, per Pelamatti, attenzione, e Tosi qui è riuscito a intervenire, sfortunato, il pallone che girando finisce comunque in rete. Ora Pelamatti per riportare le squadre a un gol di distanza. Ora siamo 3-2. Per il Ciliverga segnato con il numero 20 Pelamatti. Qui ha provato proprio l'intervento in uscita a Tosi, che è riuscito appunto anche a deviare, ma il pallone in qualche modo è passato sotto di lui e piano piano è cambolato in rete. Allora adesso saranno 4 minuti di recupero belli agitati, con la Civerga che ci aspettiamo si catapulterà tutto quanto all'attacco, che deve reggere. Sono importantissimi questi 3 punti. Qui Dallara si stacca dalla marcatura, arriva anche Fiorin e poi Signorini. Eccoli qua, 4 di recupero, 4 minuti. andiamo avanti 3-2. Fiorin, attenzione, perde il pallone, poi Signorini torna e si porta a casa anche questo preziosissimo rinvio dal fondo. Bisogna tenere duro, tenere botta.
evitare tutte sorprese. Tosi è pronto al rilancio. La parte di Colferai, la palla si impegna, poi ancora Colferai, Signorini, poi Dallara, qui la svirgola, non è che va all'indietro, rimessa per la Ciliverghe. Pallone con la dei giocatori maglia blu. Qui c'è la punizione in favore del Chievo perché il giocatore del Civerga è finito a terra senza farlo, ma poi cadendo ha toccato il pallone con le mani. Allora può rifiatare un pochettino il Chievo quando è passato 1 minuto e mezzo dei 4 di recupero. È pronto Dallara alla battuta. De Cerchio, e la soffre qui l'avversario, poi De Cerchio si gioca la munizione per non far ripartire gli avversari quando siamo al 92esimo. Attenzione qui Ugge libera, poi De Cerchio, Marchesini deve tenerla, fa correre Nannelli, dai Nanne, però viene recuperato a sua volta, ancora Nannelli, si gira, entra in area, abbiamo pallone per Rimbu, allora rimessa dal fondo quando sono passati 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero, però ancora da soffrire, lancio lunghissimo, Ugge di testa, la rispedisce all'indietro, qui poi viene con il fallo ma c'è il vantaggio, Signorini, poi De Cerchio, deve portarla via la palla, qui finisce a terra, non c'è nulla, ora Dallara si stacca dalla marcatura, qui un colpo per subito da, vediamo da chi, forse da Brandini. Siamo andati nell'ultimo minuto di recupero, minuto che verrà impiegato per battere questo calcio di punizione. C'è fretta, Tosi, pronto al rinvio, Colferai allunga, poi Marchesini anticipato, non è ancora in avanti, attenzione Turano, spazza, tenere questo pallone lontano dall'area di rigore, poi Brandini e arriva, eccolo qui, il triplice fischio e scattano in piedi tutti i nostri amici tifosi clivensi. Questo finale di gara un po' al cardiopalma, anche in campo qualche pallina di troppo, vediamo il giocatore della Cilivergo un po' agitato qui abbandonando il campo, ma quello che più conta è che Chievo si porta a casa i 3 punti quest'oggi, battendo 3-2 la Cilivergo grazie alla doppietta di Marchesini, un gol nel primo tempo per precisione al 34esimo e un gol nel secondo al 50esimo. Poi il primo 2 gol della Cilivergo ad accorciare le distanze di Boldini al 72esimo, poi subito dopo 2 minuti è arrivata la risposta di De Cerchio fra i migliori in campo, 3-1, e poi nel pieno recupero al 90esimo e oltre i gol di Pelamati, giusto per animare un po' questo finale. Per fortuna poi non è più cambiato nient'altro e quindi il Chievo può festeggiare lì a centrocampo questi importantissimi 3 punti che gli consentono, dicevamo, di dare continuità a questo ultimo filotto, prendere più fiducia nel lavoro settimanale di mister Allegretti, che ora è lì in mezzo ai suoi giocatori a festeggiare e soprattutto però a salire in classifica a quota
16 punti, quindi superando la Ciliveria 14 e agganciando momentaneamente il San Giuliano City e il Vigasio, perché lo ricordiamo che poi tutte le altre squadre giocano domani, però era già importante quest'oggi fare questo primo passo per accorciare in classifica e per prepararsi poi settimana prossima al prossimo impegno in trasferta contro la Catatese Emerate. Un passo alla volta, una partita alla volta, questo Chievo si sta risollevando da una classifica che sicuramente, per quello che stiamo vedendo ultimamente, per quello che abbiamo visto quest'oggi, non merita, per il gran lavoro che sta facendo la società e la squadra, lo staff e tutti insieme per appunto risollevarsi da questa situazione. E quindi, ringraziando sempre i nostri amici di Avelia HT per il supporto per la nostra diretta su YouTube, salutiamo naturalmente tutti i nostri amici che ci hanno seguito in diretta e non mi resta che augurarvi un buon sabato sera. Un saluto da Jacopo Segalotto. Vita Nuova, il tuo broker assicurativo di fiducia. Con centinaia di consulenti e di uffici in tutta Italia, siamo qui per te. Mettiamo al centro la tua sicurezza, focalizzandoci sulla previdenza e la protezione dei privati e delle aziende. Siamo i custodi del tuo futuro familiare e patrimoniale, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio. Per garantirti un'assistenza costante, abbiamo rivoluzionato la nostra piattaforma digitale e il sito web. Puoi acquistare la tua polizza comodamente da casa e ricevere l'assistenza di un consulente dedicato. Questo non solo ti semplifica la vita, ma riduce anche l'impatto ambientale. La nostra missione? Offrirti soluzioni su misura, con un servizio di altissima qualità sempre a portata di mano. Vita Nuova, il futuro della tua sicurezza è qui, con te. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.